Cambiando discorso, prima di salutarla, volevo un commento sulla locandina del Gazzettino che ho letto. Allarme furti, il questore dalle parti di Rovigo dice tappatevi in casa, ma questi questori non ce la fanno più nemmeno a difenderci da queste cose, cioè ci consigliano di rimanere in casa perché non si può fare altro? Ma guardi, è preoccupante perché tappatevi in casa, poi magari tra qualche giorno qualcuno dirà anche andate a comprare una pistola, ve la mettete sul comodino invece di leggervi un libro la sera o il giornale, o spegnere la luce, addormentarvi, magari andate anche al poligono ad addestrarvi. Questo non è il mondo migliore al quale noi pensiamo che le forze di polizia devono essere messe nelle condizioni di difenderci. Per metterle nelle condizioni di difenderci bisogna dare carta bianca e fare in modo che se prendono un ladro, quello che va in galera non sia poliziotto perché l'ha strattonato per le braccia. Dall'altro, certezza della pena, perché se ti mando in galera ci devi stare. Vabbè, questa cosa la sentiamo sempre, ma come si fa a farla? Ma se cominci a dire scusi Barry, ma se cominci a dire ai cittadini mettiti le inferriate sulle finestre e mettiti l'allarme, vuol dire che abbiamo rinunciato alla difesa. Questo sicuramente. Certo, vabbè, comunque in ogni caso tanti sono preoccupati, ce lo segnalano anche i nostri ascoltatori. Intanto grazie per il suo intervento, ancora una volta. Grazie a voi.